Aria di festa popolare a Trieste, dove nella centralissima piazza Oberdan si è celebrato il 90° compleanno del tram di Opicino. Per l'occasione ha fatto la sua comparsa, anticipata dallo sfilare della banda Refolo, la storica vettura 1, che 90 anni, il 9 settembre, li compie davvero. Restaurata dal lavoro volontario dei dipendenti dell'azienda consorziale dei trasporti, si è presentata in forma smagliante, con le vernici perfette, i legni lucidi, i cordoni rossi. Folto il pubblico di cittadini e autorità a fare gli onori di casa ai vertici dell'azienda. Poi è sopraggiunta la sorella minore, più giovane e ovvia, la vettura 2, che ha caricato gli ospiti, il complesso dei Wiener Ensemble, e ha portato tutti a Opicina per i discorsi ufficiali. Mentre la novantenne, molto in gamba peraltro, è rimasta ferma alla stazioncina di piazza Oberdan a disposizione del pubblico. Ma il suo ritorno al deposito non si vorrebbe definitivo. È intenzione infatti della CT offrire la vettura al noleggio di chi la sappia apprezzare, dal turismo congressuale agli sposi.